Sapete cos'è il belly painting? Si tratta della tecnica creativa del decorare il pancione delle donne in dolce attesa, soprattutto negli ultimi mesi di gravidanza, come me in questo momento. Una delle più conosciute, esperte, protagoniste di questo mondo, ma non solo, anche del mondo del truccabimbi e, perché no, del body painting, dove ha anche ricevuto diversi premi recentemente proprio nell'ultimo anno, è proprio vicentina e si chiama Lorena Farinella. Nasco come decoratrice e disegno da sempre, fin da quando ero piccola. E poi un bel giorno ho scoperto i colori per la pelle perché, avendo 2 bambini, ho cominciato a fare truccabimbi alle festine di compleanno. Dopodiché mi sono allargata, tra virgolette, e sono passata anche ai pancioni delle mamme incinte, sempre utilizzando colori per la pelle. E dopodiché ho scoperto il body paint e quindi sono passata a dipingere il corpo completamente. Il truccabimbi è sempre un divertimento, soprattutto vedere il sorriso dei bambini quando gli piazzi davanti lo specchio e si vedono truccati. È sempre divertente capire i loro gusti, cosa gli piace, in cosa vogliono trasformarsi, in tigre piuttosto che in farfalla. E utilizzo colori professionali per la pelle, quindi assolutamente anallergici, e mi diverte un sacco andare alle feste di compleanno oppure anche ad eventi pubblici, sagre, feste, fiere. Mentre per quanto riguarda il belly painting, cioè la pittura del pancione della donna incinta, questa è stata una vera scoperta perché, al di là della decorazione, della pittura, che poi ha una finalità puramente estetica o di qualche servizio fotografico, ho scoperto che mentre dipingo il pancione la mamma si rilassa, la futura mamma si rilassa completamente, e anche il bambino dentro la pancia, che all'inizio si muove, a un certo punto si rilassa anche lui. È un'arte ancestrale, esiste fin dai tempi dei primitivi che si dipingevano il corpo per la guerra piuttosto che per la caccia. Si è tramandato negli anni, ha avuto dei periodi di alti e bassi, ora secondo me sta tornando e anch'io mi sto dedicando a questa arte che trovo meravigliosa perché finalmente un dipinto diventa in 3 dimensioni. La modella o il modello vestono il tuo disegno, la tua arte, e muovendosi muovono la tua arte. Quest'anno ho partecipato al Festival Nazionale dei Corpi Dipinti che si svolge a Garda, in provincia di Verona, a metà giugno, e ho vinto il primo premio nella categoria Lovers, cioè amatori, e mentre il giorno successivo, con la categoria Team, sono arrivata terza con un'altra artista. E poi ultimamente ho partecipato a un concorso a Trento che si chiama En Rosa d'Ira, e anche lì ho vinto il primo premio. In questo caso ero già una professionista e è stata una bella soddisfazione arrivare prima tra i professionisti. E soprattutto tramite i social, in cui ho conosciuto anche l'associazione Essere Mamme a Vicenza, e proprio tramite loro ho cominciato a farmi conoscere soprattutto come belly painter. Con loro ho fatto fiere, ho fatto eventi, e poi anche dal belly painting sono partite anche altre cose più legate al truccabimbi, e quindi anche lì è tutto un passaparola tra mamme, naturalmente, con la scuola, eccetera. Ho fatto una performance di body paint in provincia di Vicenza, a Bassano, e spero che sia un'arte che si sviluppi anche nella mia città.